Quanto orgoglio c'è, signora, nel portare in mano il boccolo nel giorno del 25 aprile? Tanto, tanto e da tanti anni. È una bella cosa riceverla dal proprio uomo, dal proprio amore. Se l'è mai dimenticato? Mai, assolutamente, assolutamente. Il 25 aprile è anche la giornata del boccolo, ci dice che cosa rappresenta? Beh, essendo una veneziana, rappresenta molto per me. Ecco, io ci tengo molto a queste cose. Che cosa rappresenta per lei Cosa? questo fiore? Questo fiore? Amore. Buongiorno, tradizione rispettata anche quest'anno? Sì, rispettata, sì. Per chi sono questi due boccoli? È sempre per mia moglie, uno lo faccio io, uno lo fa mio figlio. La tradizione. Cercando di spiegargli la coincidenza del 25 aprile della festa di San Marco e della Liberazione. È un po' difficile. Hai capito che cosa significano queste due rose? Perché è una tradizione, una consegna per le donne. Possiamo immaginare che questo boccolo tu oggi lo darai alla tua mamma? Sì. Boccoli numero 2. È fortunata. Me li sono comprata. Nessuno gliel'ha regalato. No. Beh, a questo punto lei tiene così tanto alla tradizione che non vuole mai. Assolutamente, mi sembrava giusto comunque, soprattutto per i miei figli maschi, perché devono capire, no?